Amici di Directa Sport e appassionati di calcio, benvenuti a Campanedda, la voce di Silvio Congiato e la regia e le immagini di Chicco Piu ci introducono alla 28esima giornata del campionato di promozione regionale Sarda A, valida per il girone B, è l'11esima di ritorno, meno 7 gare, compreso questa al termine del campionato. Oggi seguiremo insieme a voi Campanedda contro Coghinas. Sulla destra per Tocci per Oggiano, attenzione che il pallone è buono, Oggiano può calciare in porta, Oggiano lo fa col mancino, primo squillo, Radovanovic la sgonfia con il ginocchio, poi mette il pallone in mezzo per Matteucci e il miracolo di Rice, stati diametralmente opposti per il Coghinas che invece vuole un posto nei playoff. Intanto Radovanovic prova col destro su cross di Matteucci. Oggiano 1 contro 1 con Fiorentino, può puntare, Oggiano converge, poi gioca con la sua Oggiano, si interviene Savi, la deve mettere in mezzo, lo fa, e poi rigore, calcio di rigore per il Campanedda, messo giù Savi dopo una bella azione, fischia l'arbitro, Del Rio guarda negli occhi Panay, va Del Rio, centrale, si butta Panay sulla destra, lo spiazza Del Rio, stappa la partita qui a Campanedda, Campanedda 1, Coghinas 0 dopo 23 minuti di gioco. Sono Del Rio occulto, sono tutti dentro quelli del Campanedda, tutti on the box. Parte il tiro di Matteucci, pareggio del Coghinas, pallone che ha compiuto una serie di rimbalzi prima di spegnersi alle spalle di Rice e quindi la pareggia il Coghinas. Tanto Del Rio ruba il tempo a Fiorentino, 30 può calciare, dribbling sull'interno, 30 con la punta del piede, quasi un tocco da calcetto per il numero 30 che impegna severamente Panay. Riesce ancora a tenere il pallone tra i piedi, poi situazione convulsa nei pressi della di rigore del Coghinas con il pallone sul secondo palo che ha scritto alla storia. Matteucci è stato sicuramente uno degli assoluti protagonisti, stagione d'oro che poi ha dato il cross in mezzo, mi interrompo per che Oggiano al pallone del 2-1 e lo mette dentro Oggiano, 2-1 Campanedda con Riccardo Oggiano. Dormita della difesa del Coghinas, pallone che è sbucato all'interno dell'area piccola dove Oggiano è ben appostato, infilato il gol del 2-1, Panay non poteva farci niente, che riceve adesso il pallone a qualche metro da percorrere Matteucci, si allunga per un attimo, lo recupera, poi lo propone verso Fiorentino in mezzo per Radovanovic, la riprende subito il Coghinas con Predrag Radovanovic, cross perfetto dalla destra sulla testa del centravanti serbo, 13 in campionato per Radovanovic. Savi, Masala, scannerizza la di rigore, Masala va in porta. Scigliano, occhio a Ducar da parte opposta, Ducar, non molla Ducar, poi Savi, volè col mancino di Savi. Coghinas che comunque non sta giocando per il pareggio, anzi sta ancora attaccando con Troisi, pallone per Seu, al di là Seu, bandierina su, forse è arrivato con un attimo di ritardo il passaggio di Troisi, guarda dalla parte opposta l'avanzata di Riu, stop di Suola, Riu può calciare in porta, Riu va in porta Panay, si accartoccia sul pallone a protezione della porta Panay. Scigliano, Meli indietreggia quanto basta di testa, fischietto in bocca, triplice fischio del signor Azzei, termina 2-2 il match tra Campanedda e Coghinas.